Continuano gli sbarchi a Lampedusa, 7 gli arrivi registrati a partire dalla mezzanotte, con un totale di 250 persone sbarcate nella notte a Lampedusa. Fra i migranti approdati nelle ultime ore c'è anche un neonato di 5 mesi. Le Fiamme Gialle e la Guardia Costiera hanno intercettato nelle ultime ore un'imbarcazione con 85 persone, un barchino con 13 tunisini approdato autonomamente seguito da un altro con 12 uomini provenienti dal Marocco e dal Sudan. A raffica poi si sono registrati altri 4 sbarchi di 20, 53, 54 e 13 tunisini rispettivamente. Tutti i gruppi che sono andati ad aggiungersi a quelli sbarcati ieri, 442 in totale. In poco più di 24 ore quindi sono stati 700 circa gli extracomunitari sbarcati a Lampedusa. Le operazioni di accoglienza sono coordinate con notevole impegno dalla prefettura di Agrigento. Stiamo lavorando alacremente, direi giorno e notte, proprio perché è un momento un po' difficile. Dopo una tregua che è durata alcune settimane sono ricominciati gli sbarchi, ma non solo sono ricominciati gli sbarchi, sono ricominciati con una rilevante intensità. Comunque la situazione è sempre gestita, seguita, si stanno facendo i trasferimenti sia sulle navi quarantena sia sulla terraferma. Sono previsti una serie di trasporti, in questo momento ce n'è uno in corso, stiamo trasferendo 100 ragazzi, 100 minori, altri partiranno stasera e altri partiranno con la nave azzurra che in questo momento si trova a Lampedusa. Inutile dire, è sicuramente una situazione difficile ma gestibile, la stiamo gestendo con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione.